Se mi chiedi come sto, sono stanca perché ne parlo da 20 anni e siamo ancora qua. Con queste parole la vicentina Elisa Dospina riassume una battaglia che oggi riguarda tutte le donne. Dopo lo scandalo della pagina Facebook Mia moglie, che diffondeva foto intime senza consenso, il forum Fica. Attivo da anni, raccoglie immagini di celebrità, adolescenti e persone comuni, che diventano pornografia collettiva nei commenti. Scrittrice, modella curvy e opinionista televisiva, Elisa è una delle vittime ed è stata tra le prime a denunciare pubblicamente la questione. Non sono delle foto rubate private, sono delle foto che sono nei social, che sono state messe insieme e dove il 90%, 99% delle donne dello spettacolo che sono su quel sito lì sono tutte foto da noi pubblicate. Il problema di quel sito sono altre sottocartelle che vedo che stanno velocemente rimuovendo dopo la mia denuncia di qualche giorno fa, dove c'era anche lì mogli e fidanzate, e lì bisogna capire se erano foto rubate dal web, foto che avevano comunque che erano state pubblicate con consenso, foto rubate. Cioè c'erano delle cartelle di donne che potevano essere foto rubate. Il forum ha fatto scalpore anche perché tra le immagini compaiono figure istituzionali come l'eurodeputata vicentina Alessandra Moretti e molte altre. Proprio alla Moretti avevo proposto di fare qualcosa a livello europeo, fare una legge dove si venga tutelata in qualche maniera sui social, fare degli organi appositi che siano più veloci della polizia postale. Non possiamo demandare alla polizia tutto. Ma il potere del web si è fatto sentire. Delle mie amiche, grazie al mio post, sono andate a controllare e hanno tutte chi fatto denuncia, chi iscritto all'amministratore. Cioè, a me la cosa che mi fa piacere è questo, che oggi c'è un risveglio delle coscienze, basta che qualcuno ne parla ed è tutto molto più veloce come dovrebbe essere. Così da un lato si alleggerisce il lavoro della polizia postale, che ne ha tanto, e dall'altro ci si autotutela. Tanto che il sito ha inserito una schermata di scuse, promettendo di rimuovere i contenuti segnalati. Se sono stati violati i tuoi diritti, scrivici con il link così procederemo a rimuoverlo, si leggeva online nelle ultime ore. Adesso Fica è stato definitivamente oscurato. Facciamo tutte le petizioni che vogliamo, domani vanno su Telegram. Non è quello, capisci? Il problema sta all'origine. Quando è stato chiuso mia moglie, dopo qualche ora c'era già mia moglie privato. Non è quello il problema, non è oscurando un sito che risolviamo, è facendo delle leggi che io chiedo da 20 anni. Un grido di allarme e insieme un appello. Tutelare la dignità online non è solo una battaglia di VIP e personaggi pubblici, ma riguarda tutte, perché le vittime spesso non sanno nemmeno di esserlo.